Francesco Iori, la storia di Venezia è complicata, è affascinante, è mille cose insieme, ma soprattutto nasce da una fuga. Sì, sostanzialmente c'è un'analogia singolare. Venezia nasce da ondate di profughi che scappano appunto dalle invasioni barbariche e si rifugiano in queste isolette della laguna, così come gli Stati Uniti nascono tutto sommato a loro volta da un gruppo di profughi. Però quei profughi hanno trovato un terreno sterminato e pieno di risorse naturali. I veneziani, i proto-veneziani, hanno trovato delle isolette dove c'era un po' di pesca, un po' di orto, un po' di canne e basta. Hanno avuto l'intelligenza di capire che sotto i piedi avevano una ricchezza straordinaria, il cosiddetto oro bianco, cioè il sale. In un'epoca in cui non esisteva l'industria del freddo e in cui il sale serviva anche, oltre che per conservare, per insaporire, e hanno saputo fare di questa materia prima una materia di commercio, e da questi primi piccoli commerci lungo le sponde dell'Adriatico è nata una delle più straordinarie potenze commerciali della storia.